Abbiamo dato continuità a quello che di buono avevamo fatto la settimana scorsa a Marsala, sono molto contenti. Questa è una vittoria del gruppo, una vittoria di un gruppo che lavora con tanta voglia di crescere, di migliorarsi, con tanto desiderio di stare assieme, e lo si vede perché chi non ha giocato oggi ha gioito più di chi ha avuto la possibilità di entrare in campo, e questa è la nostra forza e ce la dobbiamo portare fino alla fine. Nel primo tempo abbiamo avuto 3 occasioni nitide da poter passare in vantaggio e non ci siamo riusciti. Nel secondo tempo abbiamo dato ancora continuità, però non riuscivamo a fare gol, e quindi poi il gol di Guadalupe è stato un po' più una liberazione per tutti. Sono molto contento, siamo come staff molto contenti perché i ragazzi, ripeto, ci seguono, e questa è la cosa più importante. Dobbiamo sempre continuare a lavorare con tanta umiltà, piedi per terra. Un cammino lungo, probabilmente sarà difficile, e quindi dobbiamo avere sempre equilibrio. È quello che chiedo ai miei ragazzi, lo chiedo a tutto l'ambiente. Ringrazio la società per quello che ci sta mettendo a disposizione, così come i nostri tifosi. Dobbiamo avere tutti assieme l'equilibrio e l'umiltà di vivere di domenica in domenica. Lo spazio ce l'avranno tutti, siamo appena alla terza di campionato, noi lavoriamo in funzione anche degli avversari, lavoriamo per quello che vediamo durante la settimana. Ripeto, per noi staff è difficile scegliere gli 11, quando hai la fortuna di avere questo tipo di difficoltà perché gli altri spingono, allora è una cosa abbastanza positiva. Facundo, così come tutti gli altri, sanno che hanno la possibilità di mettersi a disposizione, hanno il dovere di mettersi a disposizione e la possibilità di scendere in campo. Oggi ha fatto con lui e siamo contenti. A Luca sta crescendo piano piano, era giusto dargli un po' di minutaggio perché adesso sta trovando la condizione migliore. Il Figarotta calciatore naturalmente non lo scopro io, è uno spettacolo vederlo giocare, quella giocata lì vale veramente il prezzo del biglietto. Siamo contenti, c'è bisogno di Figarotta come c'è bisogno di Romeo, c'è bisogno di Lupo, c'è bisogno di tutta tanta gente che è messa qui con un unico obiettivo, quello di stare bene, lavorare, ripeto, con tantissima umiltà ed equilibrio. Intanto ci godiamo stasera questa vittoria, altrimenti non viviamo più. Poi da domani penseremo sicuramente al CUS, che è una squadra rispettabilissima di giovani importanti con un tecnico preparato che anche oggi ha perso di misura, e quindi da domani penseremo a preparare al meglio questa gara. Sono contento di fare il primo gol qua a Camarata. Serve la vittoria per dimostrare che possiamo andare in alto. Ma tuo zio come la prenderà dopo aver saputo del gol? Mi ha mandato un messaggio pure lui, contento. È stata una grande emozione fare il gol, è da tanto tempo che non facevo un gol. Ci siamo portati questi 3 punti a casa, abbiamo fatto una grande prestazione di gruppo, mi è venuto distinto, entusiasta, il primo gol pure è stato pure bellissimo, festeggiarlo con il pubblico. Gli episodi fanno parte appunto dello svolgimento di una gara, è chiaro che è il risultato, diciamo, decisivo, però ci sono anche stati altri episodi svolti dai miei compagni che sono stati appunto importanti, quindi era fondamentale oggi portare gli episodi dalla nostra parte, e l'abbiamo fatto. Avevamo detto questo, se nella partita col San Vito avevamo avuto solo fame, nella partita invece con il Marsala avevamo avuto solo tanta qualità, oggi servivano queste 2 componenti che poi alla fine oggi credo ci abbiano fatto vincere la partita, perché fondamentalmente credo non abbiamo sofferto tanto, nonostante avessimo di fronte avversari importanti. Sabato c'è il CUS, speriamo che i momenti negativi non arrivino, qualora dovessero arrivare abbiamo una squadra talmente matura da fare in modo che durino il meno possibile.